Ciao a tutti! Qual è il legame che c'è tra gli antiparassitari, le coccinelle e gli esseri umani? I ragazzi delle classi prime della scuola media Vittorelli sono stati partecipi di un progetto educativo a favore dell'ambiente contro l'uso degli antiparassitari chimici. Andiamo a scoprirlo insieme. Don't be afraid to be young and free. Run to the locks and throw away the keys and take off your shoes and socks and run. Run through the meadow and scare up the milking cows. Run down the beach kicking clouds of sand. L'accoglienza di inizio anno è stato un giorno speciale gradito da tutti. Il tema era la coccinella, un insetto molto utile per l'uomo dato che mangia gli insetti parassiti delle piante. Low like a circus clown, put away your circus frown. Ride on a roller coaster upside down. Quindi, se nelle aiuole e nelle aree verdi di Bassano vedete tante coccinelle, sapete che sono state liberate appositamente in quanto loro antiparassitari naturali. Insieme a due nostre professoresse, la professoressa di arte e la professoressa di religione, abbiamo appreso questo argomento. Con la professoressa d'arte, la professoressa Pagin, abbiamo disegnato delle cucinelle che ci rappresentavano, mentre con la professoressa di religione abbiamo parlato delle nostre differenze e che siamo tutti diversi e ci dobbiamo apprezzare. I'll hug you and kiss you and love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Io e la mia classe ultimamente ci siamo confrontati e abbiamo capito che possiamo paragonarci alle coccinelle. Siamo tutti uguali con qualità diverse. Ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Ciao!